C'è puzza di crisi, le bollette sono calde che scottano e il nuovo governo, per gettare acqua sul fuoco, lancia un decreto che muove 9 miliardi di euro d'aiuti. Misure per imprese, per privati, ma niente per i comuni, totalmente ignorati. I sindaci lanciano un grido d'allarme. Devono chiudere bilanci difficilissimi con il caro energia, che è una batosta da 20 milioni di euro per le casse dei 114 comuni vicentini. Bene che il governo abbia pensato un aiuto alle famiglie e alle imprese per quanto riguarda il caro bollette. Male il fatto che al momento non ci siano fondi destinati invece ai comuni sempre per questo importante tema. Noi comuni stiamo raschiando veramente il barile dei nostri bilanci per garantire con immane sforzo la continuità di servizi essenziali ai nostri cittadini. Confido sul nuovo governo che si è appena insediato per un intervento sui costi, soprattutto energetici, altrimenti non abbiamo altra soluzione, bisogna tagliare i servizi ai cittadini. Il costo delle bollette sta ponendo i sindaci di fronte a un'equazione molto preoccupante. Pagare l'energia significa non avere più risorse per i servizi ai cittadini. Quello che possiamo fare, quello che ho potuto fare come sindaco è stato fatto. Abbiamo tagliato l'illuminazione notturna, abbiamo tagliato i costi del gas lasciando al freddo le nostre palestre, abbiamo tagliato dove potevamo tagliare ma non possiamo più tagliare. Conto ed auspico in un secondo decreto celere ed immediato per far fronte ed aiutare i comuni ad affrontare anch'essi questa emergenza energetica.